La cosa che diceva più spesso era aiutatemi, 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 poi diceva ti prego, no, no, aiutatemi. Si capiva che nel mentre stava anche lottando non erano urla vere e proprie, erano sì urla ma disperate, quasi strozzate dalla paura, dal terrore. Parole del concitato racconto di Pietro De Polo, il veneziano di 33 anni che l'altra sera ha sventato insieme ad altri residenti il tentato stupro in fondamenta degli Ormesini a Venezia nei confronti di una 25enne che aveva da poco terminato il suo turno di lavoro. Stava rincasando che erano circa le 2 del mattino lungo una di queste calli a Canareggio. A salvarla le sue stesse urla sentite dalle finestre, dai vicini, dai residenti che sono accorsi facendo scappare l'aggressore. Subito fermato dalla polizia, allertata dagli stessi residenti, l'uomo si tratta di un cinquantenne trevigiano, con la ragazza ancora sotto shock, come racconta Pietro, ex oste, che preferisce restare in disparte. Poi avendo visto che comunque è scesa una signora, è sceso un signore, c'era un altro ragazzo che è passato che poi ha fatto il ponte e è andato dall'altra parte, insomma c'erano già 3-4 persone, quindi infatti io spero un giorno di poterla incontrare anche per solo darle un abbraccio insomma a questa ragazza, che non so neanche chi sia, perché non so chi sia.